Si presenta oggi il calendario 2020, cosa c'è di particolare in questa edizione? Si tratta quest'anno di un calendario molto innovativo, un calendario che viene definito narrativo. Infatti al fianco di tavole molto belle, molto particolari che sono state dipinte dal maestro Mimmo Paladino, quindi pittore della transavanguardia di fama mondiale, c'è una narrazione da parte della scrittrice Margaret Mazzantini, che quindi dipinge con un tratto di penna molto delicato ma anche molto profondo quelle che sono le emozioni che vengono provate da parte di tutti i carabinieri quando si trovano ad intervenire in differenti situazioni operative. Quindi il racconto passa attraverso il cuore, passa attraverso le paure, i timori, le emozioni e anche la gioia. Il bello di questo calendario è che fa riconoscere ad ogni carabiniere qualcosa che è stato vissuto sulla propria pelle. Pertanto ogni carabiniere, leggendo ogni racconto di ogni mese, riesce ad individuare quantomeno un episodio nel quale quelle emozioni le ha provate molto profondamente. Dal punto di vista stilistico si tratta di un calendario molto particolare che nella prima pagina ovviamente presenta abbondantemente il colore dell'oro, l'oro che ricorda i mosaici di Ravenna o anche dei maestri senesi, ma che ricorda anche l'oro della prima medaglia d'oro al valor militare che è stata attribuita il 5 giugno del 1920 all'Arma dei Carabinieri per il contributo nella Prima Guerra Mondiale.